Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati. L'estate volge al termine, iniziano le scuole, si riprende a lavorare, terminano le vacanze e noi siamo ancora qui, siamo qui pronti a intrattenervi parlando di scacchi. La partita che vi porto oggi è una partita del 2009, quindi parecchi anni fa. Con il bianco abbiamo un giovane, futuro grande maestro che molti di voi già conoscono, si tratta del giovanissimo Andrea Stella. Con il nero il suo avversario è un giocatore con 2000 punti di nome Maldonato. Andrea inizia la partita con D4 e il suo avversario decise di rispondere con cavallo F6. A questo punto C4 sulla scacchiera, D6. D6 è una mossa molto interessante giocata in questo momento, in questo frangente, perché ancora non fa capire al bianco cosa si voglia fare. Il più delle volte il giocatore che da nero gioca D6 cerca successivamente di spingere in E5. Ad esempio, vi mostro qualche idea, probabilmente su cavallo C3. Una delle possibilità del nero è senz'altro la spinta in E5. Qualcuno dirà, beh, qui si perde l'arrocco, però vi assicuro che a grandi livelli l'assenza delle donne, delle regine all'interno della scacchiera porta a una posizione abbastanza equilibrata, con la differenza che chi diciamo ha un po' più di difficoltà nel controllo del centro è il bianco, perché ha mosso questo pedone in C4, posizione estremamente pari, tutta da giocare, non abbiamo le donne all'interno della scacchiera, si punta al finale e qui è chiaramente tutta da giocare. Solitamente il giocatore più esperto che da nero gioca questa posizione e il più delle volte ne trae profitto. Quindi dopo D6 il bianco, comunque se io fossi il bianco, mi aspetterei E5 da parte del mio avversario alla mossa successiva. Andrea gioca cavallo C3, non teme E5 perché ovviamente su E5 noi non siamo comunque costretti a catturare. Non è detto che la cattura porti a una posizione brutta, porta a un finale, però se il bianco non vuole giocare il finale di alternative ne ha parecchie, tra cui cavallo F3, la spinta del pedone in E4, forse anche D5 e così via. Dunque dopo cavallo C3 il nero ha giocato G6 e qui il bianco rientra verso un territorio molto più noto, perché adesso siamo pronti a giocare l'apertura estindiana, una delle varianti principali, quindi 3 pedoni qui al centro e dopo alfiere G7 questa è l'apertura estindiana. Ci sono tante mosse e tanti sviluppi possibili. In un altro video parecchio tempo fa, quindi vi invito anche a trovarlo, avevo portato una partita con la spinta in F3 e la cosiddetta variante Samish. Andrea, il bianco, ha preferito giocare con alfiere 2, che a volte potrebbe essere l'inizio di una linea tagliente. Ultimamente, quindi parlo degli ultimi mesi, negli ultimi mesi una mossa che è diventata un po' di moda ed è molto strana è stata questa, G4 immediata. E chiaramente cos'è che crea la moda negli scacchi? Probabilmente un giocatore molto quotato che riesce a ottenere una vittoria spettacolare contro un giocatore altrettanto quotato. L'idea di G4 immediata è quella di spingere il pedone H per aprire rapidamente l'arrocco avversario. Essendo una linea minore non la troverete tantissime volte e probabilmente se qualcuno di voi è manuale sulla difesa estindiana questa linea potrebbe anche non essere trattata. Alfiere 2 prepara probabilmente la spinta del pedone G e del pedone H, oppure, così come in partita, il rientro in posizioni più note. E5 sulla scacchiera, arrocco corto, cavallo C6, attacco il pedone, leggera pressione sul pedone, e dopo D5 siamo nel pieno dell'apertura principale. Anche qui le diramazioni possibili da parte del bianco sono parecchie, la linea principale comunque quella più giocata è senz'altro con B4, e se il bianco vuole prendere spazio sul lato di donna, il nero cerca di prendere spazio al centro o comunque sul lato di re attraverso la spinta del pedone F5. Non sarà facile per nessuno dei due riuscirci e chiaramente se il nero riesce ad attaccare, riesce a prendere spazio e a prendere iniziativa sul lato di re, corre il rischio di dare matto al bianco, quindi il bianco deve fare molta attenzione. Cavallo D2 è la mossa della partita, la cui idea dirigere i pezzi verso il lato di donna. Il futuro di questo cavallo lo vede in C4 e qualcuno dirà ok, non è così facile, effettivamente non è per nulla facile, però questo cavallo si vuole dirigere in C4 per fare pressione sul punto D6.
A5 sulla scacchiera, A3 giocata da Andrea, si prepara la spinta in B4, cosa che non è ancora possibile per via dell'inchiodatura. Se io giocassi B4 il nero cattura e a questo punto la torre non difesa porterà uno svantaggio materiale. Cavallo D7, torre B1 preparando B4 e chiaramente quella tipica mossa, che anche questo è un concetto interessante che ho portato in altri video, quindi questa tipica mossa in cui il bianco, comunque un giocatore gioca la spinta di pedoni di un pedone laterale per bloccarne due, qui purtroppo non è possibile da realizzare perché la casa A4 è ancora controllata. Quindi dopo A5 il bianco si prepara a fare B4 e il nero non è più in grado di impedirlo. F5 sulla scacchiera, B4 giocata e torre F7, mossa interessante, probabilmente si vuole lasciare libera la casa alla manovra di qualche pezzo, che potrebbe essere il cavallo che si dirige in F8 oppure l'alfiere che potrebbe dirigersi in difesa per fare pressione sul punto D6. Tutte le aperture hanno degli obiettivi. L'obiettivo del bianco dell'est indiana è cercare di alterare, scardinare questa struttura pedonale, prendendo di mira in particolar modo il punto D6 perché è molto facile da attaccare attraverso la spinta del pedone C. Il nero da parte sua cerca di avere gioco e iniziativa sul lato di re, quindi l'alfiere che si sposta in F8 difende il punto D6, ma la torre potrebbe piazzarsi lungo la traversa appunto lì per attaccare. Dopo torre F7 Andrea ha giocato donna C2, pedone per B4, pedone per B4, cavallo F6 e a questo punto si minaccia l'apertura del centro. F3 regge tutto. In questo tipo di posizioni, se il bianco dopo che il bianco ha giocato F3, se il nero decidesse di catturare al centro, io da bianco semplicemente catturo e come vedete mancano degli ingressi, mancano dei contatti contro l'arrocco. Ok, sto colorando tante frecce all'interno della scacchiera per farvi capire che l'attacco del nero qui non è più così, o meglio, non è così forte, ma in realtà non è mai esistito perché qui non siamo in grado di attaccare. Tendenzialmente, quando il bianco spinge il pedone F, la casa F4 potrebbe essere una casa di appoggio per un cavallo che lì dal lato si sposta verso il centro, creando un po' di fastidi. Oppure l'altra idea, l'altro piano classico potrebbe essere la spinta F4, che è la mossa della partita, per poi proseguire attraverso la spinta degli altri pedoni. Ma qui è una gara di velocità, vediamo un po' chi sarà più veloce, se Andrea con il bianco oppure il suo avversario Federico Maldonado. E questa partita ricordo che è una partita datata del 2009 al campionato mondiale giocato in Argentina. C5 per il bianco che è già pronto a indebolire il punto D6. Come dicevo, l'obiettivo del bianco giocatore di est indiana è cercare di prendere di mira il punto D6, attaccarlo, indebolirlo e cercare di catturarlo quanto prima. G5, non c'è più modo di cambiare piano, non si può più tornare indietro, quindi si spinge il pedone G per fare G4 aprire la rocca avversario e a questo punto dall'altra parte, quindi sul lato di donna, è il piano del bianco cercare di rompere la catena pedonale attraverso la spinta del pedone B6. Quindi questo diciamo porta al fatto che in caso di G4 sicuramente B6 è una mossa molto forte. Attacco la base della catena pedonale, questo è un dettaglio importante, dobbiamo sempre cercare di attaccare la base della catena perché sarà più facile per noi attaccare e prendere iniziativa contro gli altri pedoni. A tal proposito, dopo B5 il nero dovrebbe giocare B6 e quindi avviene un cambio e il cavallo si sposta in C4, primo attaccante di B6. Secondo obiettivo il punto D6. Cavallo G6 giocata in partita, cavallo A4 minaccia la cattura del pedone B6, torre B8 difende tutto e alfiere D2 giocata. In questo momento la minaccia del bianco è multipla perché da una parte si vuole giocare sul pedone D6, io voglio giocare alfiere B4 per prendere D6, potrei giocare donna B2, idea donna 3, e pedone D6 come vedete soffre parecchio. Un'altra idea silenziosa potrebbe essere questo attacco, il pedone B6 in questo caso cerco di attaccarlo da lontano, anche lì sarà difficile da difendere. Alfiere F8 per anticipare le difese del possibile attacco bianco, la mossa che è stata giocata in partita, purtroppo perde subito. Vi lascio qualche istante per trovare la combinazione, comunque la tattica che porterà il bianco in vantaggio. Non so se l'avete trovata, se avete già messo in pausa il video. Comunque dopo cavallo cattura B6 la partita si è conclusa. Il cavallo cattura in B6, qual è l'idea? Dopo la ripresa di torre seguirà alfiere A5. E dopo alfiere A5 attacco questa torre che non può più essere difesa, allora seguirà torre B7.
ma dopo torre B7 io catturo, ti obbligo a riprendere e a questo punto come vedete la torre è attaccata, è inchiodata, la donna difende, quindi ho la possibilità di entrare un po' con tutti i pezzi. Effettivamente dopo questo sacrificio di cavallo in B6 il giocatore avversario di Andrea si è arreso. Sono soltanto 20 mosse, perché la partita si conclude qui, e dopo alfiere di 2 sono esattamente 21 mosse, e la rivediamo. Quindi di 4 cavallo F6, apertura est indiana, nella quale il bianco gioca la linea principale, giocando un'alternanza di mosse, perché cavallo F3 è quella la mossa più giocata, però dopo alfiere 2 effettivamente si rientra esattamente nella posizione principale. Cavallo D2, dettaglio dell'apertura di Andrea. A5, A3 con l'idea di fare B4, l'idea di B4 è fondamentale nell'apertura del bianco, e dopo torre B1 F5 appunto è arrivata B4. Torre F7, donna C2, mantenendo un contatto, una presenza sul pedone 4. È importantissimo cercare di evitare che sia il nero a aprire il centro e il nero a prendere iniziativa. E a tal proposito questa mossa di torre rallenta un po' appunto la presa in E4. Pedone per B4, pedone riprende, cavallo F6 giocata in partita, F3, F4. Il momento in cui entrambi i giocatori cercano di prendere spazio con i propri pedoni. Abbiamo visto che il bianco è stato leggermente più veloce, perché dopo C5 inizia la pressione su D6 e questa pressione si porta porterà alla combinazione finale. Quindi il primo cavallo salta in avanti per attaccare e fare pressione su B6 D6, arriva il secondo cavallo e a questo punto dopo alfiere di 2 le manovre sono tante, ma una mossa superficiale del nero ha permesso appunto la cattura in B6 con la relativa inchiodatura. Spero che questa partita vi sia piaciuta. Un giovane Andrea Stella vince in Argentina al campionato mondiale. Appuntamento al prossimo video, ciao a tutti!